Le strade sembravano dei torrenti, le piazze sembravano dei laghi e si è abbattuta un 150 millimetri di acqua, un canale è straripato e di conseguenza abbiamo avuto seri problemi su tutte quante le abitazioni che stavano al di sotto di quell'area lì e sono finite sotto acqua. Via Schiavonesca, via Moretti, via Castelli Sotto, via Arditi, Genio Zappatori, Calmontera, Zompini, via Bombardieri. Strade come fiumi, acqua che ha raggiunto anche i 40-60 centimetri. Un'ondata di maltempo che ha colto tutti alla sprovvista. Scantinati allagati, case senza elettricità. Non era previsto neanche una goccia e invece ha fatto il macello che ha fatto. Abbiamo anche dovuto soccorrere delle persone che sono rimaste intrappolate nella propria abitazione e quindi abbiamo avuto delle strade che proprio si sono sbriciolate sotto la pressione dell'acqua. Protezione civile e vigili del fuoco arrivati da Venezia, Montebelluna, Conegliano e Treviso e insieme alla Croce Rossa. Quasi un centinaio di uomini schierati in altrettanti interventi messi a punto solo nel territorio comunale di Nervesa della Battaglia. Un recupero di 2 anziani che erano purtroppo senza corrente e con l'acqua anche alta dentro casa e sono riusciti insomma tra amministratori e vigili a convincerli a venire in comune. Abbiamo attivato poi delle brandine per poterli accudire durante la notte. Si è salvata grazie alla prontezza di lasciare la macchina in tempo e trovare riparo in un garage un'infermiera che si è ritrovata con l'auto al centro dell'ondata e la macchina che ha cominciato a galleggiare. Una famiglia si è rifugiata in soffitta nella paura che l'acqua che stava invadendo la casa potesse continuare a crescere. Una notte da incubo che ha fatto prendere la decisione di non riaprire le scuole nel loro giorno d'inizio. Ci siamo confrontati con il dirigente scolastico e abbiamo deciso appunto che non era il caso di far entrare i bambini nelle scuole perché comunque non c'era stato neanche il tempo di visionarle al meglio per garantire la massima sicurezza. Quei danni sono ingenti, abbiamo la mensa scolastica che purtroppo è in una situazione veramente difficile. Adesso vediamo di attivare tutto quello che è possibile per supportare i cittadini. Disagi importanti anche a Giavera del Montello, crollato il tetto di un'abitazione, danni al momento incalcolabili. Per questo i sindaci dei 2 comuni più colpiti dalla bomba d'acqua improvvisa vogliono chiedere alla regione lo stato di calamità. Nel sito del comune vengono date anche delle indicazioni per fare appunto le dovute segnalazioni dei danni che tutti i privati hanno ricevuto. Purtroppo l'amministrazione è veramente addolorata e profondamente amareggiata per l'accaduto. Ci siamo già interfacciati con la regione, insomma, adesso attiveremo tutte le procedure.